Bentrovati e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus che ho intitolato Storie di ordinaria follia, un termine che spesso noi giornalisti usiamo a volte a sproposito. Diverso è quando la follia viene a bussarti a casa. Non è una metafora, è quello che è successo letteralmente ad una signora di Siracusa che si è ritrovata per mesi da sola a gestire la follia di un uomo. Chi è? Lui è un nigeriano di 46 anni circa, si chiama Francis, ma vuole essere chiamato Dio perché crede di essere nel suo delirio di essere Dio e che in una casa abiti suo figlio e le vuole aprire una finestra per consentire a Gesù di affacciarsi, ma in quella casa invece abita la signora Rossana che è qui con noi. Benvenuta signora. Grazie, buon pomeriggio. In collegamento abbiamo invece il professore Raffaele Barone, fino a pochi giorni fa possiamo dire primario del Dipartimento di Salute Mentale di Caltagirone. Benvenuto. Grazie, buonasera, buongiorno a tutti. E fra l'altro lei è stato anche consulente della Regione per l'allestimento e la formazione degli operatori del REMS, che sono le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, diciamo l'alternativa moderna agli ex ospedali psichiatrici giudiziari, di cui parleremo tra poco. Allora, cominciamo con Rossana. Questo signore è un nigeriano, un senza fissa dimora, è qui da qualche anno, si è accampato in un bivacco, sembrava uno dei tanti sbandati della zona, siamo a Siracusa vicino alla stazione, e invece che cosa è successo? E invece è successo che questa persona, in preda a forti deliri, andava in giro e ha terrorizzato il quartiere perché crede che in tutta quella lingua di edifici dove è sita anche la mia casa sia di sua proprietà e che lì, come hai detto prima tu, ci abita suo figlio Gesù e deve aprire questa finestra, un affaccio per consentire a Gesù di affacciarsi da lì. Questa persona è già entrata in altre abitazioni, anche in un ristorante, in una carrozzeria, sempre con la stessa modalità, cioè proprio sfondando le pareti. E anche nel bivacco, che è di proprietà privata, lui è entrato e se n'è impossessato e dopo i proprietari hanno anche murato, provato anche a impedirgli di entrare, ma lui si cala dal tetto, rompe anche il tetto. Diciamo il tuo incontro ravvicinato comincia il 6 gennaio. Cosa è successo il 6 gennaio? Un po' prima già mi avvisano di questa persona che si aggira in zona. Più volte è stato fermato sotto casa mia perché lui chiedeva di entrare, perché doveva entrare a casa sua. E invano i residenti dicevano no, lo smentivano. Il 6 gennaio... Ecco, questa è casa tua. A che piano abiti? Spieghiamolo. Secondo piano. Ah, secondo piano. Secondo piano. Quindi questa persona, lo vediamo in alcune occasioni, ha preso una scala altissima ed è arrivato. Ecco, questo è il perimetro della finestra e lui aveva cominciato a scarnificare, sì. Questo l'ha fatto il pomeriggio del 15, proprio in pieno pomeriggio, erano le 4:30. Ecco, siamo già al 15, perché è successo una prima volta il 6 gennaio, che lui ha preso... Sì, il 6 gennaio mi ha citofonato alle 9 del mattino e portava con sé 2 ante di una finestra vecchia, sgangherata. E al citofono mi ha detto che doveva entrare per mettere su questa finestra. Io ovviamente non gli ho aperto e lui ha continuato a suonare. Ho capito subito che era lui. Mi sono anche affacciata, ho visto che era lui e lui ha rotto il vetro, quindi ha sfondato il quadrato del mio portone. Sì. A quel punto ho chiamato le forze dell'ordine e gli hanno fatto il TSO. E quindi è stato qualche giorno, per diciamo, una in un settimana reparto non ne ho più saputo nulla. Sì, credo di sì. Non ho TSO, per chi non lo sapesse, è il trattamento sanitario obbligatorio che viene appunto in questo caso deciso dalle forze dell'ordine, ma si tratta di qualche giorno, poi ce lo spiegherà meglio il professore Barone. Passano qualche giorno, si ripresenta, siamo al 15 gennaio. Sì, io intanto ho fatto notte da incubo. Pomeriggio e notte da incubo. Avevo già fatto la mia prima denuncia ai carabinieri e alle 4:30 del pomeriggio vengo svegliata, riposavo, da un picchettio dietro la parete della camera da letto. Lì per lì non volevo farmi sopraffare dalla paranoia e ho lasciato correre. Dicevi, non sarà lui. Non sarà lui, non può essere, è in pieno pomeriggio. E invece poi sono stata svegliata da un bucio sotto
E ho aperto il balcone, c'era un capannello di gente, 5 pattuglie della polizia e queste persone che mi indicavano con fare concitato che c'era questa persona che si stava... E questa è l'immagine che abbiamo visto prima. Esattamente, è questa l'immagine, sì, è quella. Che si era arrampicato su questa Si era scala. arrampicato e con un cacciavite, quindi anche con uno strumento improprio, aveva già delineato il contorno di quella che poi doveva essere la finestra. Quindi nuova denuncia, nuovo allarme alle forze dell'ordine, cosa fanno? Arriva la polizia, tanta polizia e anche l'ambulanza, quindi se lo portano. A quel punto io ho meditato e ho detto, beh, poco male che sia successo di pomeriggio, di notte sarebbe stato peggio. E quindi avevo un attimino abbassato la guardia, cosa che non voglio rifare più, perché quando di notte è tornato alle 3:30 mi ha preso assolutamente in contropiede, io avevo abbassato le difese. Quindi lo stesso giorno, il 15 gennaio, alle 3:30 di notte lui ritorna. Sì, stavolta avevo un martello, quindi il rumore era assordante. È un'altra scala? È un'altra scala lunghissima, quindi si è di nuovo posizionato nella posizione del pomeriggio. Ho chiamato le forze dell'ordine. Immagine risveglio. Sì, terribile. E io ancora ne risento, ci sono ancora dentro dal punto di vista psicologico, ci sono ancora dentro. Ho chiamato le forze dell'ordine, ma di notte hanno tardato ad arrivare. Io ho visto che erano passati 20 minuti e ancora non arrivavano. Mentre quest'uomo ticchettava sulla parete. E poi quando ho cominciato a sentire il rumore dei calcinacci che cadevano, ma forti, a quel punto mi sono impanicata perché ho pensato questo sta riuscendo a sfondare. Per cui ho avuto la lucidità di affacciarmi dal balcone, vedere che a 100 metri c'era un panificio che era aperto e sono scappata di casa. Mi sono andata a rifugiare là e ho aspettato le forze dell'ordine lì. Ma non finisce qui, perché in questa nottata movimentata che succede? No, siamo stati un'oretta giù, poi sono arrivati anche i vicini che erano stati svegliati da questi rumori, anche i miei vicini, e con le forze dell'ordine. Hanno cercato di rabbonirlo e poi io ero assolutamente esterrefatta di quello che stava per succedere, perché gli agenti lo hanno accompagnato a braccetto al bivacco che dista meno di 50 metri da casa mia. E io infatti ho chiesto, ho detto, ma cosa state facendo? No, sappiamo cosa fare, lo accompagniamo. E non potevo crederci, io pensavo che lo portassero almeno in manetta in caserma. Tant'è che dopo 3/4 d'ora, con una spranga di ferro, era di nuovo sotto casa mia, ha sfondato una finestra che dà in un garage privato che è a piano terra rispetto al mio edificio e si è abbarbicato lì dentro e cercava di entrare da sotto. Sfondando il pavimento in questo praticamente caso. Sì, ma quindi nuova diciamo allarme alle forze dell'ordine, questa volta sono arrivate e non l'hanno riaccompagnato al suo bivacco. No, stavolta l'hanno portato via. Sì. L'hanno portato via ed ha avuto un altro TSO. Vengo da lei, dottore Barone. Siamo di fronte chiaramente a una persona con seri problemi psichici, no? Che idea si è fatto? Sì. No, mi sono fatto l'idea di una persona che sta male e i pazienti affetti da questa patologia con deliri, diciamo siamo nell'ambito delle psicosi, non riescono a chiedere aiuto direttamente, lo chiedono attraverso i comportamenti. È chiaro che questo signore sta mettendo in atto dei comportamenti che attirano l'attenzione perché le istituzioni si occupano di lui e attivano le procedure di cura adeguati alla persona. E quindi probabilmente questa persona, appunto la signora descrive un delirio, si sente Gesù, sente Dio e quindi è stato ricoverato con 2 TSO, quindi chiaramente è un paziente psichiatrico. E quindi è un paziente psichiatrico che ha bisogno di cure adeguate. Ecco, il problema è la risposta da parte delle istituzioni che invece in questo caso praticamente lasciano tutto sulle spalle del singolo cittadino, perché aver sentito la signora ha fatto ben 3 denunce, ha ricevuto 3 assalti a pochi minuti quasi di distanza nella stessa sera.
la risposta è stata all'inizio il TSO. Il TSO, dicevamo, è il trattamento sanitario obbligatorio, in genere per pochi giorni, ma in questo caso, in considerazione della gravità di questi comportamenti, nell'ultimo caso, signore, è stato tenuto in un reparto psichiatrico fino a 40 giorni. Esatto. Che cosa succede in questi reparti, in questi casi, dottore? Questo significa questo. Le leggi italiane e diciamo anche le procedure terapeutiche sono queste. Il TSO è quando un paziente sta male, non riconosce di essere malato e lo Stato lo obbliga alle cure, malgrado non è d'accordo. Questo trattamento sanitario obbligatorio solitamente dura 7 giorni, rinnovabili per una volta per 14 giorni. Il fatto che lui è stato 40 giorni ricoverato significa che lui ha accettato le terapie, perché oltre 15 giorni, se una persona non vuole stare in reparto, è libero di uscire. Significa che lui ha accettato le cure, poi è stato dimesso. In questi casi, quando c'è una denunzia perché il paziente ha messo in atto dei comportamenti, diciamo, pericolosi, interviene la giustizia. Se c'è la denunzia, significa che le forze dell'ordine devono segnalare alla magistratura i fatti e il magistrato deve attivare una procedura. In questi casi il magistrato si avvale di una perizia psichiatrica per stabilire qual è la malattia, che tipo di malattia ha e che tipo di interventi necessita il paziente. Fatta la perizia, il magistrato può disporre un ricovero, come dice, per misura, si chiama una misura di sicurezza. Cioè, questo nelle REMS, invece del carcere, se una persona sta male e commette dei reati e in quel momento è in uno stato, come descrive la signora, patologico, piuttosto che andare in carcere deve andare in comunità oppure in REMS, dipende, questo lo stabilisce la perizia. Il fatto che lui è stato 40 giorni in ospedale significa che potrebbe stare anche in una comunità, perché le REMS, per essere inserito nelle REMS c'è una procedura e anche una lista d'attesa. Per i pazienti che sono inseriti in reparto, effettivamente c'è una lista d'attesa accelerata. Allora, guardi, a proposito di liste d'attesa, abbiamo preparato un cartello in cui spieghiamo intanto queste REMS, quante sono in Italia. Vedete, sono 31 in Italia, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovviamente a persone con problemi di salute mentale. Sono poche, perché ci sono 600-700 pazienti in lista d'attesa e il tempo medio di attesa è di 300 giorni. In Sicilia ce ne sono solo 3, ospitano 20-60 persone circa. Il turnover, cioè il ricambio, è molto lento, perché se una persona arriva là vuol dire che ha seri problemi ed è difficile che poi venga fuori, e quindi diciamo ci sono persone che avrebbero bisogno di queste strutture e non ce l'hanno, no Rossana? Cioè è vero che queste persone hanno bisogno di aiuto, ma forse c'è qualche falla nel sistema che poi ricade tutto sulle spalle del cittadino che si trova ad affrontare queste situazioni. Esatto, infatti io sono d'accordissimo, cioè, me l'hanno detto fin da subito che questa persona in quanto malata psichica non può fare il carcere, questo mi è chiaro e sono assolutamente d'accordo, però la contropartita non può essere lasciare una persona a piede libero a terrorizzare i cittadini e finora... Infatti signora, infatti in questi casi è prevista una misura di sicurezza, perché lo Stato italiano si è organizzato così. Noi psichiatri, noi operatori sanitari abbiamo il dovere di garantire le cure al paziente, la magistratura ha il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini. Infatti vengono emanati da parte del magistrato una misura di sicurezza, si chiama. Cioè il paziente viene ricoverato per un tempo determinato dal magistrato, dietro una perizia psichiatrica, e viene ricoverato per eseguire una misura di sicurezza che può durare un tempo limitato. Ma dove in ogni viene caso ricoverato? In quale tipo di struttura? Allora, il perito stabilisce il tipo di struttura che necessita questo paziente. Questo paziente potrebbe stare in una comunità oppure REMS, questo lo stabilisce il perito.
Quando c'è la lista d'attesa e il paziente è messo in lista d'attesa per la REMS, non è escluso che il paziente possa essere inserito in comunità nelle more che si libera il posto, e quindi infatti in Sicilia le cosiddette CTA, che le comunità terapeutiche siciliane, si lamentano perché hanno un numero elevato di pazienti con misure di sicurezza. Ma infatti il prossimo Però noi abbiamo visto nella REMS che molti pazienti messi in lista d'attesa, di fatto questa lista d'attesa è gonfiata nei fatti, perché molte persone che sono in lista d'attesa però già sono in comunità terapeutiche e stanno bene, perché questo signore, se sta in una comunità terapeutica con le terapie adeguate, questo delirio sicuramente si attenua. Però Ha bisogno, come ci racconta la probabilmente non signora, basta un interrompo un ricovero, attimo, come ci come ha racconta descritto la signora. che Sì? comunque questa persona è stata trattata perché appunto ha subito vari TSO e l'ultimo anche molto prolungato, ma uscendo da lì, diciamo, ha ripreso col delirio, quindi evidentemente la terapia non è giusta, non è sufficiente, insomma non ha compensato. Non solo, se posso permettermi, questa persona è già stata in un CTA ed è scappato, ed è il prossimo step che gli inquirenti stanno vagliando, quello di intanto portarlo in una comunità psichiatrica. Ma è chiaro che in una comunità psichiatrica le cure non sono obbligatorie, e non è affatto vero che questa persona ha accettato le cure, perché quando era in psichiatria ha avuto una condotta abbastanza riprovevole. Ha avuto altre denunce per comportamenti, diciamo, che non possiamo approfondire in questa sede, però per altri comportamenti che erano reati anche all'interno della comunità. E quindi questo signore sicuramente si arriverà a una misura di sicurezza in cui lui è obbligato a curarsi, è obbligato a stare, quindi andare in queste REMS nelle CTA, oppure quando si libera il posto nella REMS, perché bisognerebbe capire se loro, per esempio, quando i pazienti devono andare in REMS, ma questo prima che vada in REMS è il magistrato che fa il decreto. Dal momento in cui deve andare in REMS, se per esempio è ricoverato, c'è una lista accelerata, cioè sono privilegiate perché significa che stanno male, in una fase di acuzia, e hanno bisogno di ricovero. Io le posso dire le esperienze che abbiamo fatto in questi 10 anni in REMS. Questo signore, se va in REMS, le assicuro che dopo 1 mese, 2 mesi starà bene. Significa un signore che esce insieme ad altri pazienti, fa le sue passeggiate, fa le sue attività, si comporta bene. Questo è uno che necessita appunto di questo tipo di interventi, che grazie alle REMS oggi sono interventi civili. Queste persone stanno bene in posti accoglienti, si cucinano loro, fanno le riunioni, si prendono cura di loro, si rendono conto del loro però dai fatti che alterato. ha vissuto la signora, al momento in cui entra in una REMS, intanto non c'è una data, sono passati dei mesi e veniva accompagnato al suo bivacco, riusciva fuori, quindi c'è in parte anche nelle more va in comunità, nelle more. però invece è rimasto in giro, quindi c'è da qualche parte. Lei si occupa tra l'altro di formazione degli operatori, forse bisognerebbe anche formare le forze di polizia, perché c'è una sorta di sottovalutazione anche del fenomeno, no? Nelle more lui, se ha questo livello di pericolosità, intanto va in una comunità. Se in comunità la misura di sicurezza, come diceva la signora, se lui era in una comunità e si allontana, dal momento in cui si allontana, il personale sanitario ha l'obbligo di informare le forze dell'ordine, e le forze dell'ordine hanno l'obbligo immediato di riportarlo in comunità. Quindi il problema è se questo signore ha una misura di sicurezza o no. Probabilmente ancora al momento no. Se c'ha la misura di sicurezza, e probabilmente la denuncia la signora avrà attivato. Perché poi diciamo si intrecciano con la lentezza della giustizia, per cui anche la giustizia perde tempo per emanare la misura di sicurezza, e in tutte queste lentezze e burocrazie poi a farne le spese c'è appunto le dico il cittadino. questo però: i magistrati, quando c'è segnalato questo pericolo, sollecitano i servizi di salute mentale pubblici a trovare immediatamente una struttura libera in qualsiasi posto d'Italia. Quindi solitamente io ho fatto per 10 anni
il direttore del dipartimento, noi li ricovavamo subito. Ecco, e lei come valuta questa anche situazione? Anche perché le comunità ci sono, non è che non ci sono. Come valuta questa situazione? Qua parliamo dai primi del mese, lei quante denunce ha fatto? 3 denunce. con l'integrazione. Ancora questa persona è a piede libero? No, adesso è ricoverata in regime di TSO. Ecco, quindi il terzo TSO il terzo che mi riguarda. Le risulta, signora, se il magistrato ha chiesto la perizia e attivato la... No, ancora no. E questo bisogna verificare, signora, se... perché la segnalazione si fa alle forze dell'ordine, diciamo, carabinieri e polizia. Poi la polizia e i carabinieri devono attivare il magistrato, perché è il magistrato che poi di fatto decide, perché dal momento in cui il paziente mette in atto dei comportamenti pericolosi, non accetta la terapia per lungo tempo, diventa un problema di misura di sicurezza. Stiamo parlando di garantire la sua sicurezza e dei suoi dottore, cittadini. Se le posso bisogna dire... vedere se il magistrato è stato informato, se ha attivato la procedura, se ha nominato un perito e dopo il magistrato decide se c'è il posto letto nella REMS. Non c'è, il magistrato chiede al Dipartimento di Salute Mentale intanto una struttura alternativa nelle more che venga inserito il REMS. Se va in queste strutture, lì c'è un problema di formazione. Il personale poi, se lui si allontana, deve informare immediatamente le forze dell'ordine che immediatamente lo devono riportare in comunità. Allora Rossana, ti do la parola fra pochi secondi perché ci dobbiamo fermare, c'è una pausa per la pubblicità e poi andiamo alle conclusioni. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio per le conclusioni rispetto alla storia che vi abbiamo raccontato, quella della signora Rossana di Siracusa che si è trovata, diciamo, anche da sola a gestire la follia. Abbiamo detto una storia di ordinaria follia, ma non così ordinaria, con anche ripercussioni sulla sua vita privata e personale. Assolutamente, io ho una diagnosi di stress post-traumatico severo, insonnia e flessione del tono dell'umore. Io ho dovuto sostenere spese per mettere l'allarme in casa, mettere in sicurezza la mia casa, infissi antisfondamento e nominare il penalista, spese che non erano assolutamente previste. E cosa più grave secondo me è io ho dovuto lasciare casa mia. Io sono dovuta tornare dai miei e meno male che ho ancora i genitori, perché io quando venerdì scorso ho saputo che questa persona era stata dimessa, nonostante sapessi che questo prima o poi sarebbe accaduto, ma la paura prende il sopravvento. Poi tra l'altro questa persona bivaccando proprio vicino, io lo vedevo passare e non è stato aggressivo, non è stato molesto, però io già il fatto di vederlo mi ha messo un'angoscia che io ho preferito, ed era una cosa che non avrei mai fatto. Ho dovuto lasciare casa mia e andare dai miei. Ora sono rientrata a casa perché so che lui adesso è di nuovo in regime di TSO, ma non escludo. Ora il professore qui mi rassicura su alcuni aspetti, ma se questa persona dovesse tornare a piede libero, io non ho la forza di continuare, di affrontare questa situazione da sola ancora questa cosa. E volevo dire Sì, aspetti, finisci Rossana. Volevo dire che nella mia terza denuncia, quando dopo la notte fatidica, i carabinieri nella denuncia, c'era una denuncia per stalking e l'impianto di difesa del mio avvocato a questo punto era quello di chiedere una misura restrittiva, quindi il decreto di non avvicinamento e il braccialetto, perché ancora il magistrato non aveva emesso nessun tipo di provvedimento. Il magistrato poi dopo 2 settimane si è pronunciato e mi ha scritto soltanto il reato di danneggiamento, quindi è caduto lo stalking, per cui anche quella cosa del braccialetto non si è potuta praticare. Ora so che il magistrato ha emesso un altro provvedimento, ma non so dire di che natura. Quindi forse è quello che diceva lei. Allora diciamo che ovviamente questo è il caso specifico, noi abbiamo preso spunto da questa storia, per me allucinante, non so se avrei avuto la resilienza di Rossana per gestirla, ma per prendere un po' spunto e raccontare anche
quando, non dico le famiglie, i familiari, ma anche appunto cittadini che si trovano a dover gestire casi di persone con problemi di questo tipo. Ecco, dottore, lei appunto che ha seguito la chiusura degli ospedali psichiatrici, le REMS, forse ci vorrebbe un potenziamento di queste strutture e anche una maggiore attenzione, non è così? Ci vorrebbe in Sicilia intanto quello che era previsto, un'altra REMS era prevista, ne abbiamo fatto 2 a Caltagirone perché ci siamo impegnati io e con i miei colleghi, ne è stata fatta un'altra a Naso, ne era prevista una a Caltanissetta e non è stata mai colpevolmente attivata. Dopodiché c'è un problema di misure di sicurezza, perché io dico, la signora ha fatto un po' quello che solitamente fanno i familiari, segnalano alle forze dell'ordine o al sistema sanitario il fatto che una persona sta male ma non lo riconosce. Probabilmente, questa è una mia interpretazione da psicoanalista, però non la prenda per buono, probabilmente lui ha capito che lei, perché questo è un signore senza fissa dimora, non ha una famiglia, mette in atto dei comportamenti perché qualcuno segnali. Infatti lei ha puntualmente segnalato, io sono convinto che adesso il magistrato farà una misura di sicurezza e lui starà per un po' di tempo in comunità. Il problema è trovare una comunità che abbia personale formato per questo tipo di persone. Le posso assicurare, se lei viene alla REMS, dove è aperta, dove le persone possono entrare, grazie alla sua sensibilità, perché lei ha anche raccontato di una sua sensibilità particolare, troverebbe persone ben vestite, adeguate, che si comportano per bene, escono ogni giorno, vanno al ristorante, si muovono. Per fortuna la chiusura dei manicomi giudiziari è stata una delle poche cose in Italia buone che sono state fatte. I posti ci sono, le alternative c'è, se questa persona, se non c'è il posto ci sono le comunità, anche lì nelle comunità occorre che ci sia una formazione adeguata, perché appunto se questo signore è in comunità intanto se è in comunità deve curarsi e non può essere, se c'è una misura di sicurezza alternativa al carcere, lui deve curarsi e la comunità lo deve curare, no? Dice rifiuta da via, non esiste, chiamano le forze dell'ordine. Ha ragione, noi ci auguriamo tutti che questa persona trovi un posto in questa comunità il più presto possibile per salvaguardare sia lui ma anche, diciamo, la signora Rossana. Ci deve essere un punto di equilibrio tra queste due garantire le situazioni e assicurare sicurezza ai cittadini. Esattamente, e quindi quello che ci auguriamo tutti. Signora, tanti auguri, speriamo non debba più fronteggiare questa situazione. La ringrazio per essere venuta, ringrazio anche il professore che si è collegato appunto con noi, e grazie naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa.